un pensiero per i don, in che, per diversi motivi che adesso dicono, non la sa proprio un pensiero di rispetto e di grazie a tutti i don, perché oggi da un lato è la festa di Santa Caterina d'Alessandria, martire dell'inizio del IV secolo, ed è anche la giornata riconosciuta a livello generale per la lotta contro la violenza sulle donne. Tanti momenti ci sono stati per sottolineare questa cosa molto importante, questo impegno che tutti devono avere, e anche se la vicenda di questa santa, che tra l'altro è molto legata a delle tradizioni più che a delle certezze storiche, certo si sanno delle notizie, ma alcuni aspetti non sono ricostruibili in maniera esatta, però ecco, questa santa insieme con l'altra che era di lunedì scorso, Santa Cecilia, tra l'altro patrona dei musicisti, dei cantori, anche lei vergine martire, un'altra martire di un secolo prima circa rispetto forse a Caterina, appunto, anche se non sono state, diciamo, vittime di violenze per cui viene ricordata questa giornata, ma furono martiri per la fede. Però ecco, in un'epoca in cui la donna sicuramente aveva un ruolo ridotto rispetto a quello che può avere oggi, invece queste due donne sono state veramente hanno lottato per la loro identità, per la loro dignità, e purtroppo hanno subito il martirio. Quindi volevo appunto, con il ricordo di queste tre ricorrenze delle due sante e della ricorrenza di oggi, ripeto, dare un pensiero a tutte le donne, dicevo prima, di rispetto, di simpatia, di vicinanza, soprattutto di solidarietà per chi ha dei problemi, e ricordiamoci sempre di essere di aiuto a chi ha bisogno, qualora ci fosse delle necessità. Quindi auguri a tutti i donne, mi raccomando, fate di tutti bravi, agli uomini, dice agli uomini, li fai bravi, mi raccomando. Ciao ciao!